bello, 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 bello. Mamadou era per noi un grande giocatore, in primis un grande giocatore, però soprattutto nella vita una grandissima persona, adorato, veramente ben voluto. Era una gioia per tutti vedere Mamadou nella vita come nel calcio. Non a caso in queste ore sono in tanti a ricordarlo tra Codogné, paese dove viveva con la famiglia, e Conegliano. Qui su questo campo da calcio si allenava per il Campolongo nella prima squadra, dove di fatto in poco tempo era diventato la punta di diamante dopo aver giocato per il Feletto, Codogné, Dinamis, Bazzola, Santa Lucia. Il leone del Senegal lo hanno definito gli amici in un video pubblicato sui social. As the day gets ever closer, you are reaching for the sky. Avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 9 ottobre Mamadou Mustapha Ba, morto nel giorno di Ferragosto a Jesolo dopo un bagno in mare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione degli operatori del su M118 arrivati con l'elicottero all'altezza della Capanina Beach, attimi concitati nel giorno clou dell'estate già segnata da diversi incidenti. Purtroppo sono episodi che accadono durante l'estate ma che non vorremmo mai dover raccontare. Nelle stesse ore un altro giovane ha rischiato e sta rischiando la paralisi a causa di un tuffo da un pontile, il secondo episodio durante la settimana. Da qui l'appello alla prudenza del primo cittadino, ma non è il caso di Mamadou. A essergli fatale probabilmente un malore per cui non si escludono ulteriori approfondimenti. Abbiamo effettuato la presentazione della prima squadra il 25 di luglio e proprio in quei giorni Momo ha effettuato le visite mediche che non avevano segnalato nessun problema. La prima squadra del Campolongo sta valutando di chiedere il rinvio della prima partita di stagione fissata per domenica 25 agosto, mentre il 1 settembre ci sarà un minuto di silenzio, sconcerto anche nella cantina di Visna dove lavorava. Intanto gli amici di Momo hanno promosso una raccolta fondi per permettere ai genitori di portare la salma del figlio in Senegal. Alla colletta sta partecipando anche il Campolongo. È veramente una perdita che facciamo fatica ad accettare, soprattutto i compagni di squadra sono veramente scossi e il ricordo sarà per sempre con noi.